Buonasera a tutti, abbiamo aspettato i classici, canonici 5 minuti prima di iniziare. C'è qualcuno che sta arrivando anche adesso, siamo quasi ad un centinaio di partecipanti. Intanto benvenuti al webinar di questa sera. Io sono Nicola Bettin, sono il responsabile della scuola ENAIP di Conegliano, ma vi rassicuro non sarò io il protagonista del webinar, lascio la parola ai veri esperti. Ci sarà con noi Marinella Pellizzari, che è la coordinatrice regionale di AENEP Veneto, che tra le attività che segue per tutto l'AENEP Veneto i corsi OS, e abbiamo anche Barbara Camporese, che è una nostra ex studentessa, ha fatto il corso OS nel 19-20 e a gennaio del 2020 si è qualificata e attualmente lavora come OS in una struttura di Padova. Ci diamo un po', prima di iniziare, io faccio la parte quella un po' più noiosa, ma vi assicuro che la faccio durare poco. Ci diamo delle regole. Allora, il webinar ha una durata di circa un'ora. La prima regola che ci diamo è quella di tenere i microfoni spenti, così si evitano rimbombi e disturbi. La telecamera, se volete tenerla accesa o aperta, non c'è nessun problema. Come avrete visto, perché dovrebbe esservi arrivato il messaggio, questo webinar verrà registrato, perché poi nei prossimi giorni verrà comunque messo a disposizione nel nostro canale YouTube. E alla fine ci dedichiamo la parte finale del webinar per raccogliere eventuali domande, quindi evitiamo quindi di interrompere i partecipanti al webinar, ma alla fine o tramite la chat che c'è a disposizione, oppure potete anche intervenire all'interno del webinar, ci lasciamo una parte finale di domande alle quali insomma poi volentieri rispondiamo. Io direi che adesso lascio subito la parola a Marinella, che ci fa un po' di introduzione, Marinella Pellizzari ci fa un po' di introduzione al webinar di questa sera. Bene, ciao a tutti, sono Marinella Pellizzari, come ha già detto il mio collega Nicola. Io lavoro in direzione generale di ENAIP Veneto. Molti di voi penso conosceranno questo ente, per i pochi spero che non lo conoscono. Sinteticamente vi posso dire che ENAIP Veneto è il più grosso, il più importante ente di formazione professionale presente nel Veneto. È un ente di formazione professionale che è riconosciuto e accreditato dalla Regione del Veneto a operare in ambito formativo nell'area giovani, con i ragazzi dai 14 ai 18 anni, oppure con l'area adulti, con adulti che hanno più di 18 anni. Noi operiamo con 18 sedi nel Veneto. La slide che mostrava prima Nicola ci dice come siamo appunto radicati nel territorio veneto. Abbiamo una direzione generale, che è quella da cui io sto parlando, che coordina l'attività di tutti questi centri dislocati nel Veneto. In particolare ne abbiamo 2 nel Bellunese, a Feltre e a Longarone, ne abbiamo 2 nel Vicentino, Vicenza e Bassano del Grappa, 3 nella provincia di Verona, Isola della Scala e Legnago, 4 in provincia di Padova, a Padova, Piazzola, Cittadella, 5 anzi in provincia di Padova, Cittadella, Conselve e Piave di Sacco. Siamo presenti a Rovigo e a Portoviro, e nel veneziano a Dolo, Chioggia e Noale. Allora, come vi dicevo, ENAIP Veneto opera nella formazione professionale con gli adulti e opera in vari settori. Uno dei settori che caratterizzano ENAIP è il settore sociosanitario.
all'interno dei quali, del quale settore gravitano anche i corsi per operatori sociosanitari. La tradizione di ENEIP rispetto a questa tipologia di corsi è una tradizione importante. Noi dal 2001 realizziamo corsi per operatori sociosanitari, quindi abbiamo un'esperienza di 20 anni di erogazione di questa tipologia di corsi. Tenete conto che con l'ultima tornata, ora noi ne stiamo gestendo sul territorio veneto 27, ma nei 20 anni abbiamo superato i 150 corsi erogati e abbiamo qualificato circa, o stiamo qualificando, circa 4.500 operatori sociosanitari. Vi dico questi dati perché è importante, credo, per chi ci sta ascoltando, anche conoscere la storia e la tradizione di questo ente rispetto a questa figura professionale. L'operatore sociosanitario sapete che è presente in Italia ormai da un numero consistente di anni. Ogni regione ormai ha fatto propria questa figura professionale. La pandemia, ma non solo la pandemia, ha portato in particolare una forte attenzione verso questa figura professionale. Il Veneto, attraverso i propri organismi, ha definito che di questa figura professionale c'è un bisogno incredibile. Si parla di 4.500 operatori sociosanitari che nel triennio 20, 21, 22 dovranno essere qualificati e assorbiti nel mondo del lavoro. Quindi diciamo ENEIP non poteva che essere presente e forte anche per questa prossima tornata. Perché ci siamo voluti così sperimentare e perché abbiamo voluto promuovere questi webinar? Perché l'esperienza ci ha fatto fare una riflessione. È importante che chi si approccia a questa professione, si approccia e manifesta un interesse verso questa professione e quindi anche verso il corso che anticipa la professione. Voi sapete che questo è un corso che porta a una qualifica professionale riconosciuta dalla regione. Apro una piccola parentesi. Noi siamo gli organizzatori, i gestori di questi corsi, ma di fatto noi operiamo per conto della regione, che è l'ente che riconosce questa figura professionale e la qualifica professionale non è rilasciata da ENEIP. L'ENEIP è lo strumento attraverso cui la regione rilascia questa qualifica professionale. Quindi i nostri corsi sono tutti corsi in cui l'attestato di qualifica al termine di un percorso lungo di cui parleremo in un prossimo webinar è un attestato di qualifica della Regione Veneto, attestato di qualifica che è riconosciuto in Regione Veneto ma anche a livello nazionale, nel territorio nazionale. Vi posso anche dire addirittura in territorio europeo, perché abbiamo persone qualificate che hanno lasciato l'Italia per andare a vivere in altri paesi europei e in Germania e in Francia questo titolo, attraverso la traduzione legalizzata del titolo di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti. Chiudo questa parentesi per dire che ENEIP Veneto si sperimenterà anche con la nuova DGR. Venerdì è uscito il nuovo bando della regione. Oggi non potremmo dirvi molto di più di quello che vi sto dicendo ora, perché giovedì abbiamo un incontro importantissimo con la regione in cui si andranno a definire le sedi dei corsi, il numero dei corsi che verranno assegnati ad ENEIP,
Quindi saremo in grado, attraverso il sito, attraverso le informazioni che per coloro che si sono già preiscritti e che partecipano a questo webinar, vi daremo in tempo reale, non appena anche noi saremo in grado di darvi informazioni più precise. Perché questo webinar? E perché la protagonista sarà Barbara Camporese? Perché, come vi dicevo, è importante per chi si approccia a un percorso formativo conoscere innanzitutto chi è e cosa fa l'operatore sociosanitario. Cioè, siamo convinti che più consapevolezza c'è rispetto alla figura professionale, a quello che l'operatore sociosanitario va a fare poi nelle varie strutture in cui c'è questa figura professionale prevista nell'organico, più la persona è consapevole di quanto e quanto impegnativo è affrontare un corso per operatore sociosanitario, quanta più consapevolezza c'è rispetto alla figura e rispetto al percorso, tanto maggiore sarà per la persona la possibilità di scegliere con consapevolezza se approcciarsi non superficialmente a questa professione. A questo di spiegare che cosa fa l'OS, ci sembrava opportuno non fossero gli esperti di formazione come possiamo essere io e il mio collega Nicola, ma che a parlare di che cosa fa l'operatore sociosanitario fosse in prima persona un operatore sociosanitario. Per questo abbiamo coinvolto un'amica, possiamo dire, perché poi ormai è un volto che spacca, nel senso che ha già partecipato ad altri webinar, addirittura promossi dalla Regione del Veneto, e quindi Barbara, dicevo, sarà la protagonista e ci racconterà. Io ho chiesto a Barbara di parlare della sua professione, di se stessa rispetto a questa professione, descrivendola anche nei dettagli e descrivendo qual è la sua vita quotidiana di operatore sociosanitario. Ho chiesto a Barbara di raccontarvi qual è la sua giornata, come sono i suoi turni, quali sono le caratteristiche della struttura presso cui lei adesso ha un impiego importante, ha un contratto importante, ha un contratto che poi ci spiegherà. Cioè, credo che sia importante per i partecipanti avere questo tipo di testimonianza perché potrà aiutarvi ad entrare un po' di più in questa che è una figura professionale che stiamo scoprendo non ora. Chi ci lavora come me, come Nicola, da tantissimi anni, sa quanto è importante il ruolo dell'operatore sociosanitario all'interno dell'equipe, all'interno delle strutture. Gli ultimi 2 anni di pandemia hanno maggiormente esaltato il ruolo di questa figura, per la quale credo ci saranno solo possibilità maggiori da un punto di vista professionale, da un punto di vista occupazionale. Quindi, come dire, questo è il primo appuntamento, vi terremo informati. Un prossimo webinar entrerà maggiormente in quello che è il percorso di operatore sociosanitario, come si diventa operatori sociosanitari, e a gestirlo sarà un'altra persona che lavora sul campo, sarà un nostro tutor di area adulti, sarà un tutor che si occupa specificatamente, in questo momento sta gestendo come tutor, come quindi gestore di un numero significativo di corsi per operatori sociosanitari. Quindi potrà aiutarvi a capire qual è il tipo di impegno
che comporta iscriversi, superare la selezione, ma forse questa è la cosa più semplice, ma poi intraprendere effettivamente il percorso formativo. Poi invece fra una ventina di giorni, un mese, ma vi terremo, ripeto, aggiornati sia attraverso il sito, i social e le comunicazioni, invece vorremmo farvi incontrare con un formatore, cioè un infermiere che da anni lavora con noi come formatore e che può darvi quindi un'altra chiave di lettura, quali sono i contenuti, le competenze che un operatore sociosanitario in formazione deve assolutamente acquisire. E poi vedremo cosa succederà. A questo punto io lascio la parola alla protagonista di questa giornata, a Barbara, e vi appunto rinnovo l'invito a seguirci, a seguire il nostro sito, a seguirci come ENAIP, sia attraverso il sito ma anche attraverso i social, e se attraverso la chat o direttamente voi vorrete farci delle domande alla fine dell'intervento di Barbara, siamo tutti qui a vostra disposizione. Quindi la parola a te, Barbara. Allora, grazie per l'invito, grazie Marinella, e ringrazio anche ENAIP che mi ha formato e che ha, diciamo, acceso il fuoco della passione che era in me di operatrice. Io mi presento brevemente in quanto vi dico che mi sono diplomata a Padova nel gennaio del 2020, appena un mese prima dell'inizio della pandemia, e fortunatamente siamo riusciti a diplomarci con i tempi stabiliti. E sono a Casa Breda dal marzo sempre del 2020, e Casa Breda è una struttura che ho scelto, poi vi spiegherò magari anche i motivi per i quali ho scelto questa struttura, perché è una struttura piccola, è una struttura a contesto e a vita proprio familiare, perché è una vera e propria casa. Ci sono 23 pazienti, comunque con un'ospitalità massima di circa 26 pazienti, non di più. È una struttura immersa nel verde, tutta su un piano che nasce a misura di carrozzina, a misura di disabile e per eliminare completamente le barriere architettoniche e per dare la possibilità a queste persone che vi vivono di vivere a pieno e in perfetta autonomia proprio il giardino, il gazebo, l'uscita all'esterno della struttura. E mi piace molto proprio il contesto familiare che si crea all'interno di questa struttura. Ovviamente questo contesto familiare viene dato soprattutto dagli operatori. Siamo circa una ventina di persone, siamo per lo più con contratto di part-time, per cui siamo in molti di più rispetto al numero effettivo che potrebbe esserci con dei full-time, perché diciamo che il part-time che facciamo noi di 30-33 ore ci dà la possibilità di essere sempre freschi, sempre disponibili, sempre riposati per accogliere e seguire i nostri ospiti nella maniera migliore. Casa Breda ospita delle patologie particolari di pazienti che hanno delle patologie particolari, quali la sclerosi multipla, che dico brevemente in cosa consiste per farvi capire meglio. È una malattia neurodegenerativa che va a colpire i recettori nervosi, quindi praticamente il segnale dal cervello non arriva più a destinazione. Di conseguenza, in base all'evoluzione della malattia nei vari ospiti, abbiamo delle disabilità che vanno dalla più grave, quindi la totale immobilità della persona, anche se
teniamo presente che la persona all'interno c'è, ma diciamo che è come prigioniera del corpo, e fino per gradi ad arrivare a persone che ancora parlano, persone che muovono le braccia, persone che qualche movimento ancora riescono a farlo, quindi vari stadi della malattia. Di conseguenza abbiamo anche un'assistenza che va modulata per ogni ospite in maniera diversa. E poi ospitiamo anche pazienti che hanno la SLA, che è una malattia molto invalidante, in quanto gli ospiti non riescono a respirare autonomamente ed hanno il respiratore. Quindi qui è necessaria invece un'assistenza più tecnica, più specifica, e è richiesta una maggiore competenza a livello tecnico da parte nostra. E la terza categoria di ospiti che abbiamo invece sono persone che hanno avuto degli ictus, per cui la disabilità può essere anche qui a vari livelli, perché in base ovviamente alle aree del cervello che sono state colpite e alla gravità poi degli esiti anche in seguito al risolvimento dell'ematoma nel cervello. Abbiamo persone che tranquillamente escono con la carrozzina elettrica e vanno a prendere il giornale, a fare un giro nel quartiere, come invece magari persone che invece hanno una rigidità fisica più importante e magari hanno anche la PEG, oppure si muovono all'interno della struttura e preferiscono insomma restare nel contesto della struttura, però comunque sempre nella loro autonomia in base alle loro capacità. La sclerosi multipla e anche gli ictus danno non solo della disabilità fisiche, ma anche delle disabilità che possono essere psichiche, e quindi andare ad avere dei disturbi proprio del comportamento che assomigliano, diciamo, a delle patologie psichiatriche. Di conseguenza noi operatori dobbiamo modulare proprio il nostro comportamento in base al paziente con cui ci ritroviamo a relazionarci. L'approccio deve essere diverso, deve essere modulato. Le persone che invece sono lucide hanno moltissime richieste, per cui dobbiamo dedicare più tempo, diciamo, a loro, e abbiamo delle signore che si truccano, che pretendono la perfezione nell'eyeliner della matita e nella conciatura dei capelli, piuttosto che la scelta di collane e braccialetti intonati con il vestiario. Per cui diciamo che proprio da una stanza all'altra si cambia completamente registro, ecco la parola giusta, cambiare registro e modularci in base ovviamente alla persona che abbiamo di fronte. Una cosa importante da tenere presente per noi è ovviamente che Casa Breda, essendo la casa effettiva dei nostri ospiti, deve essere un ambiente protetto. Noi operatori, che siamo quelli che passiamo più tempo in assoluto con gli ospiti, dobbiamo assolutamente cercare di creare proprio un ambiente sicuro, un ambiente protetto, e dobbiamo far sentire i nostri ospiti coccolati, accettati e accolti, proprio perché soprattutto per alcune tipologie abbiamo avuto questi esiti di ictus, queste persone che erano proprio arrabbiate e non accettavano ovviamente un grande cambiamento, quale può essere appunto da oggi a domani ti svegli che non controlli più metà del tuo corpo, che non riesci più a camminare, non riesci più ad essere indipendente ed hai bisogno per le attività proprio di igiene di base, hai bisogno di qualcuno. Per cui proprio il clima di accoglienza e di accettazione che noi operatori in team, proprio lavorando insieme con i colleghi, dobbiamo creare è proprio quello di far sentire queste persone protette e al sicuro,
e anche nei confronti proprio delle famiglie. Le famiglie che ovviamente ci affidano i loro cari e che giustamente vogliono avere un feedback sia dal paziente, dall'ospite, che dal team, di avere un'accoglienza familiare, come se avessero messo e lasciato il loro parente, il loro familiare nelle mani di altri parenti e familiari, proprio per il tipo di accoglienza e di assistenza che forniamo. Ovviamente il Covid ha influito ovviamente in maniera negativa sulla vita e sulla qualità della vita sia degli ospiti che nostra, di noi operatori. Dalla parte degli ospiti, perché le visite ai familiari sono state ridotte drasticamente, mentre prima potevano venire a trovare i loro cari quando volevano, diciamo. Adesso la programmazione e il necessario controllo ovviamente della negatività dei parenti con dei tamponi pre-visita, eccetera, eccetera, ha ovviamente ridotto moltissimo le visite e ovviamente creato un senso un po' di solitudine nei nostri ospiti, che ovviamente è stato colmato con le telefonate, le videochiamate. L'educatrice si è impegnata tantissimo nel riuscire a tenere in contatto tutti gli ospiti con la famiglia, e in questo momento siamo in un regime di una visita a settimana per ogni ospite, per cui potete immaginare che non è proprio molto, non è una frequenza così soddisfacente per loro, se in più contiamo che i volontari della parrocchia che venivano in Casa Breda per fare un po' di animazione al pomeriggio, giocare a carte con alcuni ospiti, per fare delle commissioni, fare loro delle commissioni, ovviamente non hanno più potuto entrare in struttura. E da poco, fortunatamente, almeno il sabato è tornato il prete con la messa, che è un evento che agli ospiti era mancato molto, perché nella settimana era un evento importante, insomma, per loro. Sicuramente noi con l'educatrice abbiamo provato a organizzare dei pomeriggi con la tombola, con il karaoke, con delle feste, e siamo riuscite in qualche maniera a riempire, abbiamo cercato di riempire la settimana degli ospiti e riempire la loro giornata, il loro pomeriggio, con un'attività diversa dal solito, insomma. Detto questo, magari potrei parlare della giornata tipo, di cosa effettivamente facciamo noi operatori dalla mattina quando arrivo in struttura. Io lavoro su turni dalle 7 alle 14, poi c'è un turno più corto che è dalle 7 alle 12, e poi dalle 14 alle 21, che è il turno pomeridiano, e successivamente c'è il turno notturno, che è dalle 21 alle 7 di mattina. E il turno notturno in realtà sono solo un paio di notti al mese che ci toccano nel giro di 20 persone quali siamo, per cui non sono, diciamo che non è un vero e proprio turno classico con 5 notti al mese. All'inizio, quando arrivo, circa un quarto d'ora prima, c'è ovviamente timbro il cartellino, mi vado a cambiare e da qui arrivo a parlare con il collega della notte, che mi dà le consegne e mi informa su come è andata la notte, come stanno gli ospiti, che magari qualcuno aveva la febbre, e se qualcuno è stato agitato, se qualcuno insomma ha avuto qualche problema. E di conseguenza poi a parlare con il mio collega c'è il colloquio con l'infermiere, che ci dà gli appuntamenti degli ospiti, magari medici, dei prelievi o delle procedure mediche che dobbiamo effettuare insieme.
e da qui si parte invece con la giornata nella quale noi dobbiamo tenere bene presenti gli appuntamenti dei nostri ospiti, che possono essere la fisioterapia, le visite con i familiari, delle visite mediche esterne, oppure delle attività che vengono organizzate quella mattina, nella fattispecie qualche attività che viene organizzata anche dalla logopedista o cose così. Da qui si fa una scaletta degli appuntamenti e si parte con le alzate. Entriamo in camera dei nostri ospiti, ovviamente importantissimo è dare il buongiorno, è chiedere com'è andata la notte, anche agli ospiti che non possono rispondere perché fisicamente non possono, ma comunque bisogna dare parola anche a loro e coinvolgerli e spiegargli anche quello che stiamo facendo nel mentre che ci prepariamo il materiale, dire guarda, stiamo per, ti lavo il viso, queste cose qua, è importante perché non sono dei pezzi di legno, sono delle persone, all'interno di quei corpi ci sono delle persone che, credetemi, ci sono, anche se capita raramente che alcuni rispondano, ma vi fa ben capire che in realtà dentro ognuno di loro c'è una persona che vive, che sente quello che noi facciamo su di loro, per cui è importante appunto la comunicazione assolutamente. E dopo l'igiene e le alzate, perché su 23 ospiti abbiamo circa una ventina di loro che si alzano e vanno in giro con la carrozzina elettrica o a mano, e per cui si alzano quasi tutti e poi circa a mezzogiorno abbiamo finito con le alzate e andiamo in cucina. C'è il pranzo e poi la messa a letto. Ovviamente alcuni ospiti si alzano una volta al giorno, qualcuno due, insomma comunque questo è diciamo il nostro tran tran, l'utilizzo dei sollevatori, ci sono vari tipi di sollevatori, comunque lo scoprirete. Di conseguenza abbiamo il pomeriggio che invece si parte con il bagno del pomeriggio, cioè sempre un bagno a pomeriggio, oltre che 3 bagni la mattina perché siamo 3 gruppi, e poi si va con le alzate, l'idratazione, quindi il caffè, il tè, anche qui importante chiedere le preferenze agli ospiti, perché non tutti i giorni uno può aver voglia del caffè, non tutti i giorni uno può aver voglia del tè, magari c'è il succo, lo yogurt, insomma. Ecco, sempre rendere gli ospiti partecipi alla loro vita, poi insomma quella che è, e magari qualche volta abbiamo anche il gelato, e c'è un dolce, dipende, insomma, ecco, si organizzano anche delle mattine con le brioche che ordiniamo su internet e ce le facciamo arrivare. Dopodiché a pomeriggio appunto si organizzano delle attività con l'educatrice che possono essere appunto, come ho detto prima, la tombola, il karaoke, eccetera, o anche semplicemente fare una partita a carte con un ospite che ama giocare a carte, far fare una telefonata a casa a chi ha il telefono e può fare una telefonata, dargli una mano a mettere lo smalto sulle mani, leggere un giornale, leggere qualcosa, anche leggere le notizie. Noi abbiamo il giornale che ci arriva tutti i giorni e anche leggere a voce alta le notizie del giornale è una cosa che comunque li tiene in contatto un po' con una vita normale, il mondo esterno, visto che non ci possono andare, almeno riuscire ad avere un contatto con il mondo esterno. A me è piaciuta subito Casa Breda perché diciamo che mi è piaciuta la parte tecnica, cioè l'alta assistenza e l'alto livello di assistenza che si dà ad alcuni ospiti che sono più gravi, però anche la bellissima parte che è quella appunto della relazione. La relazione con delle persone che sono stupende, sono una diversa dall'altra, ma sono dei diamanti grezzi da scoprire, perché per alcuni di loro in particolar modo ci vuole più tempo per trovare la chiave di lettura e la chiave di entrata con alcuni di loro, però poi basta una parola che dà grande soddisfazione. Ad esempio ieri, faccio questo inciso, ho guardato la partita della pallavolo che avevo la notte con un ospite in particolare che
ripete sempre le stesse frasi, ma ci siamo guardate questa partita, si è messa a ridere un sacco e non l'ho mai vista così. È stato proprio divertente. Ehm, la, la mia esperienza personale è con i soggiorni estivi dell'ANFAS, per cui io per 13 anni sono stata una volontaria dell'ANFAS. Vi devo dire che ho riflettuto per anni sul fatto di fare di questa passione un mestiere, perché secondo me andare in vacanza 15 giorni con gli ospiti e comunque starci a stretto contatto 24 ore su 24 è stata una cosa abbastanza stressante, e ho sempre avuto il dubbio di dire: ma sono veramente portata per farlo come mestiere? E ci ho pensato 13 anni. Poi ho preso questa decisione perché effettivamente è quello che mi sento da dentro di dare da sempre, e di conseguenza sono stata molto contenta del percorso che ho fatto, perché è un percorso molto interessante, è un percorso nel quale c'è molto da studiare, c'è da essere preparati su moltissimi argomenti, e Casa Breda diciamo che è un buon compromesso fra sia la parte ludica, quindi magari anche con gli ospiti abbiamo fatto allestito le decorazioni natalizie quest'anno, che abbiamo fatto un Natale stupendo a Casa Breda, veramente. Abbiamo costruito un caminetto, abbiamo fatto un presepe, ne abbiamo fatte di tutti i colori. Quest'anno c'è il progetto di fare un nuovo vero presepe di Casa Breda, e il progetto viene condiviso con gli ospiti, e ovviamente prenderanno parte anche loro a questa attività, e appunto questa sinergia fra la parte tecnica, che è quella che mi è piaciuta di più, il tirocinio che mi è piaciuto di più, quello in ospedale, dove era richiesta un'altissima preparazione, un'altissima attenzione, soprattutto da parte nostra, che eravamo ovviamente dei tirocinanti, per cui ci veniva richiesto uno standard che era alto, però ovviamente con l'impegno e con la forza di volontà si fa tutto. Ovviamente se c'è la passione pesa meno questo senso questa mole di lavoro pesa sempre molto meno, e comunque tante cose da imparare, tante cose da sapere, tanta voglia di fare. Io ho fatto il tirocinio presso il reparto di medicina d'urgenza, che prima di andarci sinceramente non sapevo nemmeno cosa fosse. Praticamente è un reparto diviso in due, dove c'è la parte di semi-intensiva, quindi tipo 12 posti letto di terapia semi-intensiva con i monitor di persone che avevano problemi cardiaci gravi. Dall'altra parte c'era un altro metà reparto, circa un 25 posti, di osservazione breve intensiva. Quindi diciamo che ho visto molte patologie diverse, molti pazienti con patologie diverse, e è stato molto molto stimolante, è stato uno dei tirocini più belli che io ho fatto, e sinceramente sono contenta che questo sia stato uno dei miei tirocini all'ospedale, e in seguito a questo ho fatto il tirocinio in psichiatria, sempre all'ospedale Sant'Antonio, che è un ospedale di Padovano, adesso non siamo tutti di Padova, comunque è un ospedale dove sono 2 reparti di psichiatria, e anche quello mi è piaciuto moltissimo, ovviamente perché il mio volontariato era presso un ente che dava assistenza a disabilità di tipo intellettivo e relazionale, per cui proprio il campo che ho sempre amato, anche se vi devo dire che alcuni dei miei colleghi hanno avuto molte difficoltà, perché la malattia mentale è una cosa che spaventa. Bisogna conoscerla, perché le persone che hanno una malattia mentale possono sembrare imprevedibili, però vi assicuro che al corso vi verranno dati tutti gli strumenti per imparare a gestire le diverse situazioni che vi si possono presentare, e soprattutto
l'esperienza e il tirocinio sono quelli, e poi ovviamente poi un domani che andrete a lavorare sicuramente imparerete a gestire e imparerete qual è la vostra chiave di gestione di alcune malattie psichiatriche, insomma, di questo genere qua. Penso di aver detto tutto. Io ho un contratto, forse l'unica cosa che manca, che mi diceva prima Marinella, sono entrata con un contratto di 6 mesi, che poi mi è stato rinnovato di un altro anno, e però allo scadere dell'anno, quindi da marzo a marzo, in cui ho lavorato presso Casa Breda, sono stata messa a tempo indeterminato, per cui ecco, diciamo che il periodo di prova è andato bene. Forse gli addobbi natalizi, scherzo, hanno fatto un bel effetto, ma a parte questo sono molto contenta perché per alcuni ospiti è stato l'ultimo Natale, che alcuni cari ospiti che ci hanno abbandonato quest'estate, e per cui sono stata molto molto felice di avergli dato un Natale caldo, caloroso e in famiglia, ecco. Se avete domande sono qui per rispondere. Dopo questo tuo intervento credo che non ci siano dubbi, insomma. L'operatore sociosanitario è uno dei lavori, almeno per te, sicuramente più belli del mondo, anche se so che prima di fare l'operatore sociosanitario comunque facevi un altro lavoro altrettanto importante. Ma volevo farti io due domande. La prima è, diciamo così, rispetto il rapporto che l'operatore sociosanitario ha con le altre figure sanitarie presenti nella struttura. Quindi se c'è un lavoro di equipe, se vi trovate in equipe, e qual è il rapporto che l'operatore sociosanitario ha con l'infermiere, con il medico, hai citato l'educatore, eccetera. Questa era la prima domanda. La seconda domanda, che poteva essere interessante anche per chi ci sta ascoltando: come gestisci, e se innanzitutto hai rapporti con i familiari, e come gestisci il rapporto con i familiari degli ospiti? E questa è una parola molto bella che tu hai usato, perché dà il senso del rispetto che si prova, che tu stai provando, e che penso che la struttura provi nei confronti di chi è lì. È un ospite, non è un paziente. Quindi volevo farti queste due domande e poi magari sentiamo anche coloro che sono qui ad ascoltarci. Allora, sicuramente noi con l'infermiere lavoriamo fianco a fianco. Siamo, diciamo, il braccio destro e il braccio sinistro, perché qualsiasi osservazione che noi rileviamo sui nostri ospiti, che possa essere un arrossamento della pelle, che possa essere un pallore, noi siamo proprio un tutt'uno con l'infermiere, perché andiamo immediatamente a riferire, perché lavoriamo proprio in sinergia e lavoriamo in equipe, non solo con l'infermiere ma anche con la logopedista, con la fisioterapista, con l'educatrice, come ho detto. Ogni venerdì noi facciamo una riunione di equipe nella quale ci troviamo per discutere di proposte di magari carrozzine nuove, perché magari la fisioterapista introduce o fa un lavoro con gli ospiti di un certo tipo e introduce delle novità all'interno proprio dell'assistenza di quell'ospite, per cui ci dice: ma cosa avete riscontrato? Funziona? Questa idea non funziona? Cosa suggerite? Per cui anche noi suggeriamo delle modifiche, suggeriamo delle innovazioni, dei cambiamenti nell'assistenza, ad esempio anche nel dare più autonomia agli ospiti che magari vediamo un po' pigri e diciamo: ma si potrebbe stimolarlo nel farsi la barba da solo, perché magari si impigriscono e diciamo: ma come, prima ti facevi la barba da solo, adesso vuoi che te la facciamo noi? Dai, su, dati da fare, bisogna mantenere le capacità residue e anzi non sostituirsi
chiederci a loro perché magari facciamo prima, perché è più facile, perché ho fretta, perché devo scappare. A Casa Breda abbiamo pochi ospiti e il tempo c'è e si deve trovare, per cui aiutarli anche perché abbiano loro uno stimolo in più, magari nel non utilizzare, appunto, con alcuni ospiti non utilizziamo più il sollevatore passivo ma quello attivo, quindi loro partecipano proprio all'alzata e si sentono più autonomi, si sentono meno pazienti e più autonomi proprio nel fare le attività. Ad esempio anche nel lavarsi i denti da soli, tieni, lavali tu, invece di dire ho fretta, li lavo io. Quindi questo sicuramente. Con la logopedista invece parliamo appunto di problemi di deglutizione, perché la malattia della sclerosi multipla porta appunto a mangiare cibi frullati nel tempo o magari ad avere dei problemi con alcune tipologie di cibo, e la logopedista è sempre lì con noi fianco a fianco, che ci aiuta sia nel trovare strategie nuove o magari nel capire se magari siamo noi operatori che sbagliamo una qualche manovra, e anche semplicemente i posti a tavola che magari non sono messi nella maniera più corretta, perché c'è magari uno che chiacchiera tanto e distrae un'altra persona, insomma un po' cose anche da famiglia, sì. Proprio così. E mentre per la seconda domanda, che è il rapporto con i familiari, allora a dire la verità noi purtroppo con il Covid siamo state troncate fuori, nel senso che le visite erano con il vetro in mezzo e al telefono, per cui purtroppo più che nel rassicurare i parenti per quanto riguarda le condizioni, il bisogno magari di che ne so, uno spazzolino da denti in più, un vestito in più, una cosa così, purtroppo non siamo riuscite ad avere chissà che gran rapporto. Magari con qualcuno adesso che ricominciano le visite vere e proprie, riusciamo a dargli un feedback sempre di accoglienza anche nei loro confronti, e magari ci dice abbiamo portato il gelato per mia moglie, e allora uno glielo diamo subito, l'altro dico non si preoccupi che domani a merenda gliene do un altro, perché magari hanno paura che questi regali che portano non vengono utilizzati, non vengono fruiti. E però per quanto riguarda la parte tecnica di quanto concerne la salute, è nostro obbligo invece demandare all'infermiere e a chi compete questa cosa, quindi assolutamente non sbilanciarsi mai nel dire che sta bene, che non sta bene o che ha un problema piuttosto che un altro, perché è sempre meglio che filtri la persona di competenza su queste cose, quindi più che proprio accogliere anche i parenti, ecco. Bene, io direi Nicola, gestisci tu un po' se ci sono domande, Sì. anche se il tempo è volato, vedo. Sì, mancano, sono quasi le 6, esatto. Intanto, insomma, non so se avete percepito anche voi, insomma, la passione e l'entusiasmo di Barbara, che insomma è evidente, come diceva Marinella, che sta facendo un lavoro che le piace molto. E poi ho fatto adesso due conti, Marinella diceva prima è dal 2001 che Enei persegue corsi OS, effettivamente, insomma, io nel 2001 c'ero e i primi corsi OS li avevamo iniziati appunto, ormai sono passati 20 anni, e io dico sempre a tutti i partecipanti dei corsi, io nella sede di Conegliano ho 30 studenti che hanno iniziato il tirocinio esattamente una settimana fa, perché hanno iniziato lunedì 13, e dico sempre che chi ha deciso di intraprendere comunque questo percorso prima formativo e poi lavorativo lo deve fare appunto con passione e con entusiasmo, lo stesso che a Barbara. Sicuramente il corso è impegnativo, ma dà molte soddisfazioni, e penso che l'avrete percepito dalle parole di Barbara, perché comunque insomma era assolutamente evidente. C'era una prima domanda che io ho visto, una domanda di Alberto in chat che chiedeva se il corso sarà in presenza. Posso rispondere anch'io, credo, a questa domanda, nel senso che eventualmente
eventualmente integro anch'io con alcune ultime Esatto, novità. esatto, nel senso, beh, il corso nel ragionamento è di 1000 ore, quindi è un corso, come dicevo prima, impegnativo, che ha una durata indicativa, insomma, di circa un anno. La metà delle ore, in particolare 520, sono di parte pratica, di tirocinio, e quindi per forza di cose quelle 520 ore sono in presenza, perché bisogna andare in strutture, bisogna fare delle esperienze di tirocinio ben definite dalla Regione Veneto, quindi c'è una parte in cui il tirocinio in ospedale, una parte in casa di riposo, un'altra parte nella disabilità, nella salute mentale, quindi ci sono degli step, come dire, ben definiti. E le 480 ore che rimangono di parte teorica, al momento un 205 possono essere fatte online, le rimanenti sono in presenza, a meno di, come dire, situazioni che ci auguriamo non si ripresentino, di Covid, altre situazioni del genere che l'anno scorso ci hanno praticamente costretto a fare online anche delle ore in più rispetto, diciamo, alle 205. Sì, integro io, che ovviamente confermo quello che ha detto Nicola. Siamo anche da questo punto di vista in attesa da parte della Regione di indicazioni precise sul futuro. Molto dipenderà dalla pandemia, dallo stato di emergenza, quanto durerà, se verrà confermato, quale sarà la posizione della Regione Veneto rispetto alla formazione a distanza o alla presenza. Quello che mi sento di dire che l'esperienza pandemica ci ha fatto fare i corsi quasi completamente a distanza. Resta comunque la possibilità di fare in presenza, e sarà solo ampliata, tutta la parte, diciamo così, che è riconducibile a laboratori esperienziali. Ci sono dei moduli che è necessario fare in presenza. Oltretutto la presenza crea anche dinamiche interessanti all'interno del gruppo, che possono essere significative proprio per il gruppo stesso e per lo sviluppo del corso. In questo momento noi possiamo solo dire e confermare quello che appunto ha riferito Nicola. Confermo che anche la prossima DGR, la 1253, che è uscita qualche giorno fa e di cui vi dicevo parleremo giovedì con la Regione, conferma le 205 ore in modalità a distanza e in situazione asincrona. Poi magari con il prossimo webinar vi spiegheremo meglio come funziona anche la sincrona. Questo è confermato, perciò se dovessimo pensare a una situazione normale, 275 ore sono comunque da fare in presenza. Credo che anche Barbara le abbia fatte tutte in presenza, e forse il valore anche di un percorso formativo passa anche per la presenza in aula, anche se sono convinta che molti moduli possono essere tranquillamente realizzati a distanza. Leggo un po' di domande. Sì, beh, mi è piaciuto. Orietta chiedeva: ho 53 anni, c'è un limite di età? Mi è piaciuta molto la risposta che ha dato Barbara in chat, che dice: no, non c'è un limite d'età, mettiti in gioco e prova. Ed è così, nel senso che il limite d'età è bisogna avere 18 anni per poter partecipare al corso OS, non c'è un limite di età, e sinceramente lo dico anche per la mia esperienza diretta, se una persona è in gamba e si vuole mettere in gioco, anche a 53 anni trova assolutamente lavoro, ma io ho visto persone che fare il corso OS anche con un'età, diciamo, anche più avanzata. Non nascondiamoci che è anche un momento in cui comunque il mercato richiede la figura, e
se una persona è in gamba sicuramente trova lavoro e le sue soddisfazioni. Poi scusa Nicola, integro io un particolare importante, questo vale in assoluto per qualunque età, però mi ci aggancio per dire che comunque è fondamentale anche la parte di esami strumentali e della visita medica che ogni corsista deve fare. Alla fine l'abilitazione al poter eseguire questo lavoro la dà il medico competente, questo per correttezza e vale per qualunque età. Quindi non ci sono problemi, a 53 anni le porte sono aperte, si può fare la selezione, si può fare il corso. A 18 come a 53 comunque c'è una visita medica che garantisce da parte del medico competente un certificato che sia in grado di svolgere comunque questa professione. Poi c'era Ilaria, e questa domanda io invece la rivolgo, la giro a te Marinella, che chiede se i corsi sono solo estensivi. Chiarisco per magari chi non conosce questo termine. La passata edizione del bando regionale prevedeva 2 tipologie di corsi: dei corsi più concentrati, quindi definiti intensivi, che devono svolgersi in massimo 8 mesi, e invece dei corsi estensivi che avevano la durata massima di 18. Quindi questa è la domanda di Ilaria, perché evidentemente è già informata sulla tipologia di corsi che ci sono. Ecco. Allora, con il prossimo decreto, con la prossima DGR, non si va più a definire il corso intensivo o intensivo ed estensivo. La Regione ti dice il corso può durare da 9 a 18 mesi, quindi mette un termine minimo, i 9 mesi, che assomigliano tanto ad un corso intensivo, e per arrivare ad un corso extra large, direi, con 18 mesi. ENAIP Veneto, credo, quasi certamente farà questa scelta di non arrivare al tempo minimo 9 mesi, non arrivare al tempo massimo 18 mesi. Il corso noi cercheremo di tararlo fra i 10 e i 12 mesi, e spiego perché. Perché abbiamo visto che il corso intensivo è di difficile realizzazione se non hai un territorio e le strutture che sono in grado di accogliere i tirocinanti. Siccome il tirocinio è obbligatorio, voi immaginate in alcuni territori 60 tirocinanti che devono fare il tirocinio ospedaliero. Gli ospedali non sono in grado di reggere 60 tirocinanti, spesso neanche 30. Quindi ci vuole un po' più tempo per poter realizzare soprattutto la parte di tirocini. Come ENAIP credo ci attesteremo fra i 10 e i 12 mesi. Ne approfitto per dire a tutti, onde evitare qualunque tipo di problema. Come ENAIP noi rispettiamo il pensiero di tutti. All'interno di ENAIP ci sono molte persone vaccinate, ci sono anche persone non vaccinate. Il nostro ente ha scelto comunque la modalità di dover presentare il Green Pass tutte le mattine per tutto il personale. Dico già che è ribadito anche in questa nuova DGR, le persone che hanno difficoltà a vaccinarsi non potranno, ma non per la cattiva volontà di ENAIP, ma perché le strutture sanitarie che li debbono accogliere in tirocinio accolgono in tirocinio solo persone completamente vaccinate. È importante saperlo prima perché ognuno possa scegliere. Dico anche che è inutile, se pensate di fare questo corso e avete rispetto a al vaccino
a questo ultimo vaccino un atteggiamento di cautela, di prudenza, di rifiuto, che è impossibile, non per ENAIP, ma per le strutture sanitarie, accogliere i tirocinanti. Questo aggiungo un altro elemento importante e che bene conosciate per tempo. Bene, io risponderei all'ultima domanda, poi abbiamo esplorato con i tempi. Vi ricordo, come diceva prima Marinella, che comunque ci saranno altri webinar, quindi ci saranno altre, come dire, occasioni per approfondire l'argomento, e noi a tutte le persone che hanno partecipato a questo, a tutti quelli che si sono prescritti al corso, faremo comunicazione dei prossimi appuntamenti. Dicevo due cose perché ho visto che era una domanda, come dire, ricorrente. I corsi OS sono corsi a numero chiuso. In questo momento non siamo ancora in grado di dire quanti corsi e in quali sedi di ENIP verranno realizzati per la prossima edizione, perché il bando è di neppure una settimana fa, e quindi non è ancora questo aspetto non è ancora stato definito. Sicuramente il dato che possiamo dire è che ogni corso che verrà realizzato può avere un massimo di 30 partecipanti, e sono corsi a numero chiuso. Quindi prima di poter accedere e entrare in classe c'è un test di preselezione che non viene realizzato da ENEP, ma è un test uguale per tutti i corsi OS in tutto il Veneto, perché è un test che viene preparato dalla regione. Faccio fatica a dire facile, difficile, perché ovviamente ognuno si tara con le proprie capacità e competenze. Sicuramente il test solitamente ha una parte di domande di cultura generale e poi una serie di domande più specifiche sulla figura dell'operatore sociosanitario. Ci sono in commercio anche dei libri di testo di quiz, dove uno si può comunque magari allenare o quant'altro. Di più, insomma, sul test d'ingresso, diciamo, non c'è da dire. È comunque un test preselettivo obbligatorio, perché solo chi lo supera poi può partecipare al corso, insomma, ecco. Ecco, aggiungo io che è già determinato il giorno, come avevamo in parte anticipato. La prima selezione sarà il 15 di dicembre, però coloro che si sono già preiscritti attraverso il sito, noi abbiamo già 352 persone di tutto il Veneto iscritte attraverso il sito, e una serie di contatti. Noi cercheremo di tenere tutti aggiornati, sia attraverso il sito, sia attraverso le comunicazioni dei nostri centri e dei nostri colleghi. Quindi state tranquilli che sarete aggiornati costantemente. Vi dico che sicuramente il 15 di dicembre c'è la prima selezione. Poi ci sarà una seconda tornata. Non chiedetemi in quale sedi, perché, come vi ripeto, dovremo fare questi passaggi con la regione, il 18 di maggio. Nel primo caso selezione il 15 di dicembre, il corso deve partire entro il 15 di febbraio. Nel secondo caso 18 maggio seconda selezione, e partenza del corso entro il 30 di giugno. Io chiedo a Nicola se ricorda magari il mio indirizzo di posta, lo faccio se no direttamente io. Sì. Se lo scrivo se volete in chat. Ecco, esatto. Comunque, se avete la necessità di richieste particolari, di domande anche abbastanza specifiche, scrivete al mio indirizzo di posta elettronica, che è marinella.pellizzari@enaip.veneto.it. Comunque Nicola lo sta mettendo in chat. Sì, l'ho appena scritto, esatto. Io adesso sto proiettando, come vedete, anche l'elenco di tutte le nostre sedi, quindi se poi avete, oltre che scrivere a Marinella, avete comunque, in base a dove abitate, la vostra residenza,
ci sono comunque l'elenco delle varie sedi a cui potete comunque fare riferimento per chiedere informazioni, perché poi ci sono state più domande, però insomma credo che con i prossimi webinar, i prossimi appuntamenti, poi andremo a sviluppare ulteriormente gli argomenti e cercare di dare risposta un po' a tutti i vostri, diciamo, le vostre domande. Io vi saluto, ringrazio Marinella, ma soprattutto ringrazio Barbara che ci ha dedicato questo pomeriggio. Abbiamo superato i 100 persone presenti al webinar, quindi vuol dire che è stato un webinar che ha avuto molto interesse e sinceramente spero di rivedervi ai prossimi appuntamenti che saranno a breve. Anch'io voglio ringraziare particolarmente Barbara per l'ottimo lavoro e la sua bellissima testimonianza, e alla prossima occasione. Grazie Barbara. Grazie. E grazie a tutti i partecipanti. Buona serata. Buonasera. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci.